Giudizio severo sul 2023 di Bus Italia da parte del sindacato ADL Cobas e così è inevitabile che per l'Epifania arrivi ai dirigenti dell'azienda municipalizzata padovana una calza piena di carbone. Le accuse sono di servizi insufficienti per i cittadini, di un bilancio economico negativo, di corse mancate, di troppe dimissioni dei lavoratori e di carenza di personale. Riteniamo che anche per Bus Italia sia giusto oggi avere una calza della Befana, soltanto che la calza della Befana di Bus Italia è una calza piena di carbone, perché dopo tutto questo tempo abbiamo verificato che il servizio di Bus Italia continua a essere carente, la gente continua a non essere contenta di quello che viene dato come servizio, i lavoratori continuano ad andarsene perché Bus Italia non riesce a garantire uno stipendio decente e quindi riteniamo che il carbone sia la giusta ricompensa. Carbone meritato? Carbone meritato, assolutamente sì, perché noi abbiamo visto che poche settimane fa in fretta e furia hanno siglato un accordo per un premio produzione di 250 euro. Un premio produzione che i Cobas ritengono inadeguato. Pochi giorni dopo, sottolineano, sono arrivati i fondi del PNRR per risanare il bilancio e acquistare autobus elettrici. Una parte di quei soldi dovrebbe essere utilizzato per premiare i dipendenti, in particolare gli autisti. Noi pensiamo che quel patrimonio che è arrivato, quelle somme consistenti andrebbero ridistribuite anche con chi lavora, chi tutti i giorni porta i passeggeri a destinazione. Soldi che dovrebbero essere distribuiti con criteri precisi. E venga dato a tutti e non solo a chi ha avuto la fortuna di non ammalarsi, chi ha avuto la fortuna di prendere contestazioni e via dicendo. E così per il 2024 i Cobas chiedono relazioni sindacali positive con l'azienda, una migliore organizzazione dei turni di lavoro, stipendi adeguati, mezzi affidabili e sicuri e risposte ai bisogni dei cittadini.